Per me è un onore essere stata richiamata dalle amiche e dagli amici di AIOP Sicilia alla guida della nostra sezione regionale, una chiamata al senso di responsabilità, verosimilmente anche in virtù dell'esperienza maturata in campo nazionale. Auspico di poter fare quanto prima un patto sociale con la regione siciliana per creare una sinergia finalizzata a ridurre delle criticità che questa regione continua a registrare, come la mobilità sanitaria passiva, come le liste d'attesa, come la rinuncia alle cure. Così come certificato dai dati Agenas, la componente di diritto privato ha tutti i presupposti per poter dare un contributo fondamentale e lavorare in sinergia con la componente di diritto pubblico per dare una risposta puntuale, efficace e efficiente alla domanda di salute siciliani. Ritengo altresì di dover dare un riscontro positivo all'appello più volte fatto dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani rispetto alla possibilità di aprire i pronto soccorsi e le terapie intensive in quelle strutture di qualità di cui il nostro territorio regionale